Intanto vi saluto e saluto anche i nuovi partecipanti e cominciamo appunto questo modulo relativo alla sicurezza informatica e alla compliance normativa. Quindi lo scopo di questo breve webinar è quello di esaminare alcune norme giuridiche che hanno attinenza alla sicurezza informatica, quindi non ho la pretesa di darvi delle indicazioni tecniche perché appunto faccio l'avvocato principalmente, ma volevo solo darvi un po' dei riferimenti giuridici per capire come la sicurezza informatica, l'implementazione di norme di sicurezza adeguate a livello informatico sia fondamentale anche per la conformità alle norme, ad esempio in materia di protezione dei dati personali. Mi ripresento, appunto, sono Francesco Foltran, faccio l'avvocato, sono avvocato allo studio BMA di Treviso e lavoro nell'ambito del dipartimento che si occupa di tecnologie, di diritto informatica, del commercio elettronico, della protezione dei dati personali. Questa veste sono anche Data Protection Officer di alcuni enti pubblici e sono anche, questo dico sempre, coordinatore e autore del magazine online Smart Use, che è un magazine che offre delle notizie di aggiornamento sui temi dell'industria 4.0, protezione dei dati, finanza digitale, commercio elettronico, e che ha un taglio tendenzialmente molto diretto, molto semplice, divulgativo e che quindi è come dire, una fonte di informazioni che è un po' accessibile, vogliamo che sia un po' accessibile a tutti e può essere un canale di approfondimento sui temi che tratteremo oggi. Alcuni infatti sono stati già affrontati in alcuni articoli e sono sempre un'occasione per approfondire quello che si dice nel breve tempo che viene poi dedicato alla trattazione nei webinar, che per ragioni di tempo sono sempre ristretti. Ecco, i concetti che si possono dare sono sempre limitati, ma sono temi estremamente importanti e che hanno delle ripercussioni ormai nella vita di tutti i giorni sempre più rilevanti. Su questo, infatti, vorrei fare una piccola introduzione sulla sicurezza informatica e sul cybercrime, quindi farvi capire un po' le dimensioni del fenomeno, portandovi alcuni dati che si traggono dagli ultimi rapporti fatti dalle organizzazioni del settore che si occupano del tema, vedere le principali minacce alla sicurezza informatica e capire appunto come queste minacce possono essere prevenute attraverso l'implementazione di misure tecniche e organizzative idonee. Vedremo poi alcuni riferimenti normativi e tratterò brevissimamente del tema della responsabilità, perché il tema della responsabilità comunque già è stato affrontato nel webinar che si è tenuto in precedenza e quindi chi volesse poi approfondire ulteriormente sotto tutti gli aspetti della responsabilità connesse alla sicurezza informatica può vedere la registrazione di quel webinar e avrà un'ora dedicata a quel tema. Dicevo, il crimine informatico, il cybercrime, è un fenomeno che è in costante aumento e ha una rilevanza sempre maggiore. Io ho un po' saccheggiato in queste slide il rapporto che è stato diffuso dall'Eclusit, che è un'associazione italiana molto autorevole, e che annualmente, anzi periodicamente, più che annualmente, fa dei rapporti sulla sicurezza informatica, sulle minacce informatiche a livello nazionale anche. E il quadro che ci dà è un quadro abbastanza fosco, no? Se vedete gli attacchi dal 2018 al 2021 sono quasi triplicati. Da 745 siamo a 1953 e questi sono gli attacchi dei quali si è avuto una conoscenza di pubblico dominio, quindi attacchi così importanti da essere diventati di pubblico dominio. Quindi è, come dire, una lettura in trasparenza, si vede la superficie di un fenomeno che è sempre più profondo e che ha un sacco poi di incidenti, di attacchi che sono
magari limitati perché il titolare o la vittima non è particolarmente famoso, le conseguenze non sono particolarmente degni di nota e quindi non assurge agli onori della cronaca. Però, capite, se aumentano quelli che si vedono, quelli che non si vedono sono sempre proporzionalmente superiori. Attacchi che si sono, vedete, anche moltiplicati e hanno una loro periodicità. Vi ho riportato il link al sito del Crusit, se volete scaricare il rapporto del Crusit, è molto interessante e dà tantissime informazioni. E tra le tipologie di attacchi, uno di quelli principali è quello detto del ransomware. Cioè sempre di più gli attacchi informatici hanno finalità criminali, non sono più atti vandalici, non sono più atti che hanno lo scopo solo di danneggiare i sistemi del bersaglio così per il gusto di farlo, ma sempre di più lo scopo è uno scopo criminale, uno scopo di saccheggiare i dati, saccheggiare quello che si trova all'interno dei sistemi, oppure cercare di estorcere con le minacce delle somme alla vittima e con questo appunto con un'evoluzione che porta quindi un po' sempre di più a interessare questo fenomeno alle imprese. E infatti non per nulla i settori che sono stati interessati da un elevato aumento degli attacchi informatici sono i settori del commercio, quindi banalmente chi ha un e-commerce, chi ha un'attività commerciale, ma anche il settore della manifattura. Perché? Perché sono settori dove sempre di più l'uso delle tecnologie informatiche è determinante anche per il business. Immaginate un negoziante oggi con la pandemia si è spostato ha spostato parte della sua attività e magari in certi mesi è stata solo l'unica parte dell'attività operativa sull'online. Se subisce un attacco e non ha più la possibilità di operare neanche attraverso quel canale, capite il pregiudizio, è un pregiudizio enorme. Così come la manifattura oggi è sempre più dipendente dalle tecnologie informatiche, perché i macchinari sono sempre più sofisticati, perché con l'internet delle cose sono sempre di più strumenti che sono in rete, comunicano con altri strumenti che si trovano anche in posti diversi, no? I macchinari che si trovano in filiali diverse, capite? Anche qui, anche questo settore è sempre più dipendente dalle tecnologie informatiche, quindi anche lì c'è ciccia per i criminali. Se si attaccano lì, sanno che possono causare dei danni potenziali enormi e che quindi la vittima sarà magari disposta a pagare. E vi ho portato qualche esempio recente, l'ho tratto dagli ultimi articoli comparsi sulla stampa, ma per esempio qualche giorno fa c'era la notizia che il gruppo Clementoni, quello che fa i giocattoli per i bambini, era rimasto vittima di un attacco ransomware e aveva quindi dovuto rallentare l'attività in un periodo che è particolarmente importante per loro, perché il periodo natalizio, cioè il periodo dove c'è un incremento della vendita dei loro prodotti. Così come, non so se siete stati da MediaWorld il mese scorso, ma per un certo periodo anche nelle filiali territoriali c'erano forti problemi ad operare perché c'era stato un attacco, anche lì un attacco ransomware che aveva bloccato i sistemi informatici del gruppo. Capite, anche lì il danno per la società è stato un danno molto molto rilevante perché ha avuto difficoltà a operare, ha avuto difficoltà a fare le vendite materialmente nelle singole filiali. E anche lì si sa che insomma il riscatto che è stato chiesto è di 50 milioni di dollari, non si sa se sia stato pagato o meno, ma capite, il punto è anche gruppi enormi, anche soggetti che magari uno si immagina hanno una capacità di resistere al cybercrime elevata, perché magari hanno i soldi per investire in sistemi di sicurezza molto sofisticati, non riescono a impedire completamente che certi attacchi avvengano. Quindi immaginate poi chi è più piccolo magari si trova più esposto e magari le conseguenze possono essere parimenti molto molto gravi. Le principali minacce alla sicurezza informatica non sono solo quelle del malware, in realtà
sono moltissime e vi ho riportato questa infografica che è tratta dal rapporto dell'ENISA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica, che riepiloga un po' le principali minacce che rilevano nel corso delle loro analisi. In particolare, vedete, c'è sicuramente il malware e il ransomware, quindi questi attacchi che crittano i dati e chiedono al proprietario del sistema un riscatto per poter ottenere di nuovo i dati leggibili, ma ci sono minacce, ad esempio, collegate alle mail o ai messaggi, quindi sempre di più tentativi di phishing, tentativi di attacchi informatici che originano da mail malevole, e vedremo poi qualcosa di questo tipo, attacchi alla catena di forniture, anche questo è un tema sempre più delicato, cioè l'attacco molto spesso non è più un attacco diretto, ma è un attacco indiretto, quindi non ai sistemi dell'impresa direttamente, perché magari l'impresa è grande ed è ben corazzata, ma magari avvengono attraverso un anello debole della catena, un fornitore, magari un piccolo fornitore che non ha sistemi particolarmente sofisticati, ma attaccando quello si riesce poi ad accedere ai sistemi del titolare principale. E quindi sempre più spesso è importante prevenire questo tipo di attacchi, e anche questo ha dei riflessi giuridici che poi vi porterò in evidenza. E poi vi do così una nota di colore, ma tra le minacce che sono considerate sempre maggiori in crescita c'è il cosiddetto cryptojacking, cioè l'installazione di software che non hanno lo scopo di danneggiare i sistemi o rubare i dati, ma semplicemente quello di rubare le risorse di calcolo, cioè si rubano server, si rubano macchine in cloud, utilizzandole per installare dei programmi che servono a minare criptovaluta. Quindi ti rubo le risorse computazionali, il tuo server praticamente sarà totalmente, la sua potenzialità di calcolo sarà totalmente assorbita dall'attività di mining delle criptovalute, che vanno poi ad arricchire i criminali. Quindi è un ulteriore aspetto, perché è anche un po' un aspetto più insidioso, perché magari del malware, del ransomware ci accorgiamo a un certo momento perché effettivamente si verifica il danno, effettivamente vediamo che ci viene fuori il pop-up, hai tutti i dati crittati, pagaci o li perderai. Nel cryptojacking magari, se fatto bene, questo attacco può protrarsi per mesi, per anni, senza che noi ce ne accorgiamo, ma anche in questo caso subiamo un effettivo danno, perché i nostri sistemi sono utilizzati per questi scopi e quindi non li utilizziamo per produrre noi, il nostro server andrà lentissimo e magari daremo colpa all'ultima versione di Windows, e soprattutto ci rubano energia, paghiamo sempre più cara in questo periodo. Quindi le principali minacce oggi sono queste, e sono sempre attacchi, vedete, anche attacchi misti a volte, cioè degli attacchi che sfruttano vari canali e quindi raggiungono l'obiettivo magari di prendere il controllo magari di una casella di posta elettronica, per prendere il controllo di un sistema attraverso un sistema composito di attacchi diversi. L'esempio classico è: arriva un messaggio di phishing, non so, il messaggio di Poste Italiane che dice: il tuo conto è bloccato, guarda che se non metti le tue credenziali non potrai più operare, ti blocchiamo il bancomat. La vittima va nel sito, inserisce le credenziali di accesso, che sono casualmente, statisticamente, molto spesso le stesse magari di un altro account, quindi magari grazie a questo trucco l'hacker acquisisce le credenziali per accedere all'account email della persona, o magari l'attacco è più sofisticato, magari l'attacco è un finto messaggio di Google che porta una finta schermata di login di Google e ci porta al furto delle credenziali di accesso alla casella, e da quello noi possiamo avere praticamente la possibilità di mandare messaggi come se fossimo la persona che ha subito il furto della casella. Se la persona che ha subito il furto della casella magari è chi gestisce la contabilità di una società, magari può cominciare a inviare fatture nelle quali il l'IBAN per il pagamento non è l'IBAN della società, ma è l'IBAN del criminale. O magari può, in altro modo, cercare di farsi dare dei soldi, invia magari una mail
un'altra persona dicendo, ah caspita, sono in difficoltà, mi trovo all'estero, mandami 50-100 euro che devo pagarmi il biglietto per tornare a casa. No? Magari chi riceve il messaggio ci crede, è affidabile perché riceve il messaggio dall'indirizzo mail effettivo, risponde qualcuno a quell'indirizzo, ai messaggi che non inviate in risposta e quindi l'attacco magari si verifica. E appunto nel cybercrime sempre più spesso vengono implementate tecniche cosiddette di ingegneria sociale, cioè vengono utilizzate delle analisi preliminari, quindi non si attacca più nel mucchio, non si mandano più messaggi così solo generici senza riferimenti personali, cercando di colpire l'allocco tra 100.000 indirizzi mail sottratti, ma molto spesso si analizza la struttura della società, si analizzano le relazioni che ci sono e si creano degli attacchi che sono tagliati sul bersaglio. Quindi se io voglio attaccare una società, magari cercherò di capire chi è l'amministratore delegato, cercherò di rubare le credenziali di accesso dell'amministratore delegato e da lì potrò mandare una mail a chi gestisce i pagamenti dicendo guarda, senti, pagami questa fattura, fai questo bonifico in Cina perché mi serve, fallo subito e non discutere perché la cosa è urgentissima. Anche l'uso di tecniche psicologiche, no? Come scrivere i messaggi, come creare un senso di urgenza, magari può portare a rendere più efficace l'attacco ed è tutta una tendenza che si sta realizzando in modo molto molto diffuso, ecco, nella rete di attacchi. Quindi è importante sapersi difendere, è importante saper essere consapevoli che queste minacce esistono e quindi avere sempre, quello che dico io, un senso critico, soprattutto quando parliamo di attacchi phishing, perché si basano appunto su messaggi finti, messaggi che sono da verificare, magari con un senso critico, rispetto al mittente, capire se il mittente è quello vero, se l'indirizzo effettivo del mittente è un indirizzo corrispondente a quello della persona che dice di inviare il messaggio, oppure se è spuffato, oppure capire il contesto, il linguaggio, come la persona si esprime, se è il suo modo consueto di esprimersi, e capire se i collegamenti che ci portano a certe pagine sono effettivamente genuini oppure no. Tutte queste sono misure che vanno adottate volta in volta, sono anche esse stesse, potremmo dire, delle istruzioni, delle misure che possono diventare parte di un regolamento o di una policy. E qui mi collego dunque al tema della rilevanza giuridica di questi aspetti. No, attacchi tramite dispositivi esterni ci sono diffusi, per esempio attacchi in cui una persona, un criminale, semina delle chiavette in giro attorno a un'azienda, magari ci scrive sopra foto oppure ci scrive sopra qualcosa di allettante che invita la persona che la trova a inserire la chiavetta nel computer e ad accedere al contenuto. E magari attraverso questo sistema, questo canale, si installa un malware che può prendere il controllo di dispositivi aziendali o installare un ransomware. Anche questo, l'uso di questi strumenti, come utilizzare dispositivi di archiviazione esterna, come prevenire quindi questi attacchi con misure organizzative e tecniche, è qualcosa che naturalmente ha una base tecnica, una base quindi di conoscenza ingegneristica, specialistica su come funzionano questi attacchi, ma anche poi delle ricadute giuridiche, cioè conoscendo le minacce, conoscendo quali sono i rischi che possono derivare da certi specifici attacchi informatici, ecco che occorre creare un precipitato giuridico delle regole di comportamento. E appunto con questo mi collego quindi al tema giuridico. Una volta capito un po' le diverse tipologie di minacce, il fatto che le minacce possono anche essere collegate ai comportamenti delle persone, ecco che il settore che disciplina i comportamenti delle persone e le regole di comportamento è il settore giuridico. Anzitutto vediamo dove sono disciplinate le regole che obbligano le persone ad adottare regole che hanno riguardo anche alla sicurezza informatica. Queste regole le troviamo, per esempio, per quanto riguarda la protezione dei dati personali,
nel GDPR, il regolamento europeo 2016-679, che contiene un quadro di norme uniformi applicabili in tutta Europa sulla protezione dei dati personali. E tra le primissime norme del GDPR c'è l'articolo 5, che contiene i principi applicabili al trattamento dei dati personali. L'articolo 5 contiene due norme molto importanti, che sono quella della lettera F del paragrafo 1, che dà un principio di integrità e riservatezza, cioè i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate da trattamenti non autorizzati e illeciti e dalla perdita, dalla distruzione e dal danno accidentale. Cioè, chi tratta i dati deve farlo adottando misure adeguate per impedire furti, per impedire perdite dei dati, per impedire danneggiamenti accidentali dei dati. Quindi deve adottare delle misure anche tecniche, che quindi hanno riguardo ai sistemi informatici, che creano quindi un sistema delle misure di sicurezza che impediscono che si verifichino questi eventi, che sono delle violazioni di dati. Abbiamo parlato prima delle violazioni, che cosa si intende per violazioni di dati personali. E un'altra cosa importante dell'articolo 5 è il paragrafo 2, che dice che il titolare del trattamento è competente, per rispetto al paragrafo 1, e deve essere in grado di comprovarlo. Cioè l'articolo 5 introduce il cosiddetto principio di accountability, detta in inglese, o responsabilizzazione, detta in italiano. C'è l'obbligo per il titolare del trattamento di documentare in modo chiaro quali sono le misure che adotta. Non basta discuterne un giorno in una riunione e dire va bene, facciamo così. Non basta andare dai dipendenti e dirgli guarda, stai attento a non mettere le chiavette che trovi per terra nel computer aziendale. Bisogna che il titolare sia in grado di dimostrare, di documentare quello che ha fatto. Quindi si ha discusso delle migliorie da apportare ai sistemi informatici aziendali, in una riunione magari dovrà fare un verbalino della riunione e metterlo nel cassetto in modo tale da dire abbiamo deciso di fare così, stiamo valutando e progressivamente noi stiamo aumentando il nostro livello di sicurezza, così come do delle istruzioni devo documentarle per iscritto. Questo è il principio di responsabilizzazione. L'obbligo di adottare misure tecniche organizzative adeguate deriva anche dall'articolo 24 del GDPR, quindi anche qui nelle responsabilità del titolare del trattamento, di nuovo si dice tu titolare devi mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento. Ancora una volta, obbligo di adottare misure adeguate, obbligo di dimostrarle. E ancora un dovere di aggiornamento, che è appunto un elemento fondamentale. Non posso pensare di discutere una volta nella vita questi temi perché è un fenomeno che abbiamo visto, è in evoluzione, cresce, le tecniche di attacco cambiano e le difese devono conseguentemente adattarsi. Ancora, e questo è l'ultimo, diciamo, nella piramide, diciamo, o nel cannocchiale, che stiamo andando sempre più nel dettaglio, ecco l'articolo 32 del GDPR ci dà una norma che dice il titolare deve adottare misure tecniche organizzative adeguate per la sicurezza del trattamento. Quindi sicurezza è un principio generale, è un dovere del titolare, ma il dovere della sicurezza è proprio specificatamente normato anche dal GDPR, che ci dice che il titolare deve adottare queste misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte, quindi tenendo conto appunto dell'evoluzione del settore, di come la tecnologia si evolve nel corso degli anni, come si aumenta la sofisticazione dei sistemi e quindi le possibilità che ci sono anche di aumentare il livello di sicurezza, dei costi di attuazione. Il regolamento è realistico e dice non posso pretendere che il piccolo commerciante abbia gli stessi strumenti di misure del grande gigante delle telecomunicazioni perché magari non ha i soldi per adottare certe misure. Allora occorre fare un bilanciamento e assicurare comunque sempre il miglior rapporto tra quello che mi posso permettere e il livello di sicurezza che devo raggiungere, considerando comunque che non è che il fatto che sia povero mi giustifica e mi fa fare cose, non posso trattare come voglio i dati, tanto non mi posso permettere certe misure. Poi appunto va valutato il contesto, la natura, le finalità del trattamento, quindi si capisce anche in base a quali dati tratto,
quali rischi ci sono per gli interessati e quindi quali misure, quale livello di sicurezza devo garantire. Appunto, chi vende ferramenta magari non ha gli stessi doveri di proteggere i dati dei suoi clienti rispetto al farmacista o al medico, perché il ferramenta magari tratterà i dati anagrafici per mandare le fatture o le preferenze in tema di marca di cacciaviti, ma insomma quello magari non è un dato così rilevante, o meglio pregiudizievole per gli interessati. Un altro problema è se io tratto dati particolari che sono collegati ad esempio allo stato di salute della persona, che mi consentono magari, se associati ad altri dati sottratti, di creare dei profili o di mettere insieme un insieme di informazioni che mi permettono magari di intercattare la persona. Io rubo i dati del medico e so che malattie ha, magari ricatto la persona dicendo guarda non dico a nessuno che hai questa terribile malattia invalidante, tu magari sei un personaggio che riveste una posizione di responsabilità all'interno di un'organizzazione, magari non ci tieni a farlo sapere troppo in giro, perché potrebbe minare ad esempio la tua autorevolezza, potrebbe mettere a rischio la tua posizione. Ecco, il regolamento appunto dà una certa libertà al titolare, cioè dice, vedi un po' tu in base a tutti questi elementi, quali sono le misure più adatte. Però queste misure sono anche individuate poi per macro categorie, cioè il regolamento dà delle categorie generali di misure tecniche che possono essere implementate e che possono quindi essere prese in considerazione per valutare quali misure sono più adeguate. Per esempio, il regolamento insiste molto sulla cifratura dei dati, quindi non renderli immediatamente accessibili, non salvarli in chiaro sui dispositivi, ma cifrarli, quindi proteggerli con una password o una chiave di cifratura, in modo tale che chi non conosce anche la password, anche se ruba il disco fisso con i dati, non può accedere ai dati, non può conoscerli. La pseudonimizzazione è un'altra misura di sicurezza, cioè non indico direttamente la persona a cui si riferiscono i dati, ma magari associo a un certo dato, non so, malattia X, un codice di riferimento alla persona. Un codice che non è immediatamente conoscibile, non è associato direttamente all'informazione, ma magari si trova in un'altra tabella che mi dice che al codice 30 corrisponde il paziente Mario Rossi. E questo magari mi permette di limitare i danni se mi rubano la tabella con le malattie, ma non hanno anche la tabella di corrispondenza tra il codice paziente e il nome del paziente. Poi c'è la necessità di misure che garantiscono la resilienza dei sistemi, cioè la capacità di reagire prontamente a un attacco, quindi che io mi renda conto che c'è un attacco e sia in grado di reagire, perché questo non sempre avviene, anzi, statisticamente si dice le persone si accorgono che ci sono intrusioni nei loro sistemi a distanza di mesi da quando queste intrusioni avvengono, perché magari i sistemi di monitoraggio non sono adeguati e non permettono di rendersi conto immediatamente del fatto che un attacco c'è. La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati, quindi avere delle copie di backup, avere dei sistemi di riserva che si attivano nel caso in cui il sistema principale venga meno, per un guasto per esempio. E poi, appunto, si chiude il cerchio, le misure vanno costantemente riviste e aggiornate e tra le misure di sicurezza ci sono anche misure e procedure che servono a verificare e valutare regolarmente se le misure che ho adottato sono efficaci e se devo rivederle. Quindi se ho dei backup, magari ogni tanto provo a vedere se quei backup funzionano, perché magari io sono convinto di copiare ogni giorno tutti i miei dati, in realtà il programma ha smesso di funzionare da mo' e quando si realizza l'esigenza di recuperare un backup non trovo più niente. Magari ho installato un bellissimo firewall nuovo che previene le intrusioni, ma in realtà chi l'ha configurato non l'ha configurato ancora esattamente, c'è una falla di sicurezza grande come una casa, fare una prova per vedere se è correttamente configurata, anche quella è una misura di sicurezza minima e necessaria per garantire l'efficacia delle misure. Questi quindi i principi fondamentali. Principio di integrazione e di integrità, abbiamo visto, principio generalissimo, che si traduce in un obbligo del titolare di assicurarsi di aver predisposto tutte le misure adeguate e in particolare misure di sicurezza, con obbligo di valutazione periodica e revisione. E tutto questo va documentato adeguatamente perché se sorge un problema, se c'è una violazione, se c'è un controllo di qualcuno, io devo saper documentare
quali sono effettivamente le misure che ho adottato. Se non provo niente, se non ho scritto niente, più o meno è come se non avessi fatto niente. Ma la sicurezza informatica va implementata anche in altre fasi, cioè quando mi accingo a conformare la mia organizzazione al GDPR e devo quindi valutare se rispetto tutti i principi del regolamento, tratto quindi i dati in modo legittimo, che è un altro principio del GDPR, ecco che devo adottare certe misure, devo tenere conto della sicurezza informatica anche in questi aspetti. Quindi, per esempio, quando imposto i trattamenti, quando materialmente mi metto a tavolino e decido che attività faccio, qual è il nuovo processo aziendale che voglio porre in essere, qual è il nuovo servizio che voglio offrire ai miei clienti, ecco io dovrei, secondo il regolamento, l'ottimale sarebbe mettermi a tavolino e impostare il trattamento e pensare anche alla privacy. E quindi privacy by design, quando disegno il trattamento devo anche immaginare i sistemi che utilizzerò, le misure che utilizzerò e tenere conto di queste esigenze nell'impostazione del trattamento. Anche questo non è un principio che si va una volta per tutte. Io posso pensare di disegnare un sistema in base a questo principio, ma devo poi adattarlo costantemente, perché le esigenze di privacy di oggi, di protezione di oggi, magari un domani non sono le stesse e quindi devo essere in grado di assicurarmi che lo strumento e le misure che adotto siano aggiornabili e adeguabili. Se io però non penso a questa cosa, penso a un sistema, a un trattamento che è intrinsecamente poco sicuro, magari poi farò una fatica terribile a conformarmi alle esigenze di sicurezza. Se io oggi disegno un nuovo software, un nuovo programma e non tengo necessariamente non tengo conto delle esigenze di sicurezza, magari un domani per implementarle, queste misure necessarie, farò una fatica terrificante. Se invece tengo già in considerazione queste esigenze, magari quando progetto il software, per esempio, sarò più sensibile e mi prevederò già dei margini per intervenire e mettere in sicurezza i dati. E questo lo faccio appunto anche quando uso un software, quando lo configuro, quando compro magari un programma e dovrei pensarci, ma è sicuro sotto questi aspetti? Perché se magari compro un nuovo gestionale per la mia impresa e scopro che non è più sicuro, se devo cambiarlo è un bagno di sangue perché devo adattare tutti i dati, diventa molto, esportare i dati e reimportarli su nuovo diventa particolarmente difficile, complicato e costoso. Se invece quando scelgono tengo conto anche del fatto se quello strumento è già privacy, è già pensato per queste esigenze, sicuro anche sotto il profilo della sicurezza informatica, ho meno difficoltà in futuro. Poi un'altra cosa che dovrebbero fare tutti i titolari del trattamento, e quindi tutti quelli che fanno trattamenti di dati avrebbero dovuto fare dal 25 maggio 2018, anche da un po' prima, è avere un registro dei trattamenti, quindi indicare quali sono le attività di trattamento che vengono fatte, quindi le macro categorie, trattamenti dei dati dei clienti, trattamento dei dati dei lavoratori, perché finalità di uso, per gestire il rapporto di lavoro, pagare lo stipendio, gestire la malattia e così via. Ecco, io nel registro dei trattamenti dovrei anche dare conto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative che ho predisposto accanto ad ogni trattamento. Quindi se un trattamento è particolare e ha particolari misure di sicurezza, dovrei documentarle anche nel registro. E ancora, appunto, se il trattamento che indico nel registro è un trattamento che ha particolari problemi sotto il profilo della sicurezza informatica, dovrei predisporre delle misure in base all'articolo 32 e darne documentazione nel registro. O ancora quando designo gli incaricati e autorizzati. Tutti i dipendenti, per esempio, che fanno trattamenti di dati sono autorizzati, sono incaricati del trattamento. Agiscono quindi sotto l'autorità del titolare ed effettuano trattamenti di dati. Anche in questo caso il titolare dovrebbe dare delle istruzioni anche sull'uso dei sistemi informatici, come usare il computer, ogni quanto diciamo, non andare su siti strani, non usare il sistema installando programmi non autorizzati, sono tutte istruzioni specifiche che se non riesco a prevenire in modo
attraverso misure tecniche, sono comunque misure che mi consentono di aumentare il livello di sicurezza. O ancora, quando io esternalizzo certe attività che sono trattamenti di dati, affido un servizio a terzi, compro il servizio per gestire il mio sito internet, il mio e-commerce, compro il servizio per andare in cloud call gestionale, eccetera. La persona alla quale affido questi servizi è un responsabile del trattamento e c'è un obbligo normativo che deriva dall'articolo 28 del GDPR di fare un contratto con questo responsabile che individua anche quali sono le misure di sicurezza che il responsabile deve seguire per gestire i miei dati. E ancora una volta, quindi, l'aspetto della sicurezza informatica va valutato per capire quali sono le misure di sicurezza che devono essere implementate e richieste al responsabile che tratta i miei dati. E quindi devo tenerle in considerazione per poter scrivere questi atti, questi contratti. Ancora, quando appunto avvio un nuovo trattamento, dovrei anche valutare qual è l'impatto di questo nuovo trattamento sui diritti e le libertà degli interessati, fare quella che viene detta una DPIA. Viene fatta obbligatoriamente per certi trattamenti particolarmente delicati, ad esempio quelli di sorveglianza, monitoraggio sistematico di gruppi di persone o che riguardano, non so, persone fragili, che riguardano certe categorie di dati particolari. Ecco, se uso tecnologie nuove, strumenti tecnici nuovi, devo valutare anche quali sono i possibili impatti, no? Voglio implementare nella mia organizzazione una nuova intelligenza artificiale che gestisce il personale, ecco, devo capire quali possono essere le ripercussioni in tema di protezione dei dati, quali potrebbero essere le ripercussioni per gli interessati, per i lavoratori, se quel sistema non funziona bene. E devo tenere conto anche dei rischi connessi all'uso delle tecnologie, devo capire anche quali sono le minacce informatiche e valutare se devo adottare per iniziare quel trattamento particolari misure. E infine una cosa importante è la sensibilizzazione all'informazione. Anche quella è una misura di sicurezza organizzativa, perché sensibilizzare le persone, farle capire quali sono le minacce e insegnare loro a reagire alle minacce è proprio una misura che consente la resilienza di tutta l'organizzazione. E quindi l'informazione periodica, la sensibilizzazione periodica anche nei temi della sicurezza informatica fa parte delle attività che sono richieste per la compliance al GDPR e quindi la conformità alle norme sulla protezione dei dati personali. E appunto la accountability, quindi la documentazione di queste attività, ha diverse forme. Per esempio potrei fare un regolamento informatico, do le regole da seguire per l'utilizzo dei sistemi informatici, potrei fare un documento, quindi documentare periodicamente le verifiche tecniche che faccio sui miei sistemi, fare delle policy, quindi fare un documento rivolto anche a chi opera poi alfabeti dicendo come vanno fatti i backup dei dati, con che periodicità, con che profondità, quanto devo conservare. Ecco, sono tutte cose che posso documentare e documentandole adempio anche a quell'obbligo di accountability, a quel principio di responsabilizzazione che mi impone di tenere conto e di creare dei documenti che attestino e dimostrino che cosa ho fatto per assicurare che i dati siano trattati in modo da non essere soggetti a violazioni per, ad esempio, attacchi informatici. In relazione agli incidenti informatici, infine, faccio un breve cenno alla responsabilità. Responsabilità che appunto può essere una responsabilità amministrativa, quella più famosa oggi dopo l'attuazione del GDPR, che quindi porta all'applicazione di sanzioni anche particolarmente pesanti. Violo il principio della sicurezza e trattamento della sicurezza dei dati, quindi violo l'articolo 5 e la sanzione, se non adotto misure organizzative adeguate, è fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato se superiore. Quindi sono sottoposto a sanzioni amministrative che hanno una valenza quasi penale. Poi potrei essere, se la violazione, se il furto di dati, se l'attacco cyber dà luogo a un furto di dati che può causare danni agli interessati, perché magari viene rubata l'identità degli interessati, vengono rubati i dati finanziari e utilizzati, non so, i numeri di carta di credito per fare acquisti non autorizzati, ecco, quella è una responsabilità civile che deriva dalla violazione e quindi potrei essere chiamato a rispondere anche in sede civile. Ma c'è anche una responsabilità
contrattuale, per esempio, che potrei evidenziare, cioè il fatto che io tratti in modo adeguato i dati che mi danno i clienti, che io sia diligente nel custodirli e che quindi rispetti appieno tutte le regole che disciplinano le modalità per prevenire minacce informatiche e documenti in modo adeguato, eccetera. È, come dire, un elemento che integra la diligenza professionale. Se subisco un attacco e il mio sistema non funziona più, posso davvero dire che è una scusa? Perché oggi l'attacco hacker viene quasi considerato una scusa, no? Dice, ho subito un attacco, purtroppo oggi non riesco a fare, oggi siamo chiusi, succede negli uffici, succede negli enti pubblici, ma in realtà non è, come dire, una cosa che capita come, non so, un terremoto o una sciagura. In realtà l'attacco informatico è una cosa che possiamo prevenire. Se non lo faccio, non dovrei usarlo come scusa, dovrebbe essere in realtà una mia responsabilità. E quindi anche sotto questo aspetto io credo che ci sarà sempre di più un cambio di sensibilità anche su questo, quindi non funzionerà più tanto dire mi spiace oggi non posso lavorare perché gli hacker si sono impadroniti i miei sistemi, diventerà un elemento di responsabilità e quindi come dire, un elemento che non mi assicura più, non mi mette più al riparo da eventuali pretese di terzi. Detto questo, mi avvio alla conclusione. Sarà adesso pubblicato nella chat un questionario di valutazione dove potete dare la vostra opinione sul webinar, sul materiale e darci dei suggerimenti anche sugli aspetti da approfondire o sul modo di affrontare i prossimi argomenti. E vi saluto, vi lascio i miei contatti qualora voleste approfondire con me qualcuno degli argomenti che abbiamo trattato nel corso di questo webinar o se volete avere maggiori informazioni anche su me e sulle mie attività. Ecco. Vi ringrazio e adesso vorrei lasciare un po' di spazio a chi si è collegato se vuole fare qualche considerazione, qualche domanda. C'è qualcuno che vuole intervenire? Allora intervengo io, ho postato intanto il questionario che vi chiedo di compilare. Io direi che è molto importante la premessa che hai fatto, no? Quella soprattutto che riguarda gli attacchi ai nostri server che potremo sicuramente prevenire. Purtroppo io penso che al giorno d'oggi la spesa che in genere le amministrazioni comunali fanno, o le aziende fanno, o anche i singoli privati fanno, per la reale sicurezza informatica dei nostri dati, dei nostri server che abbiamo dentro casa, non sia mai sufficiente a prevenire questo tipo di attacchi. Perché ormai siamo, non dico ogni giorno, ma ogni mese quasi, attaccati da mail farlocche che contengono invece dei virus malevoli, che magari ti arrivano dalla collega dell'ufficio in fianco perché sono riusciti a carpire l'indirizzo, oppure ti arriva dal tuo dirigente, dal tuo responsabile, per cui tu la apri, sei convinto che sia una comunicazione reale, quindi non è sempre facile riuscire a individuare la cosa. Per quanto noi abbiamo nei nostri PC degli antivirus che dovrebbero in qualche modo limitare la cosa, no? E quindi concordo con te quando hai detto magari oggi siamo chiusi perché abbiamo il virus, però magari siamo anche noi stessi colpevoli di avercelo tirato dentro, cioè di aver cliccato su quella mail, su quel messaggio che in qualche modo ci ha scombussolato poi tutta la nostra attività e tutti i nostri dati.
E credo appunto che la violazione di queste informazioni informatiche che noi usiamo appunto coinvolga sempre di più il nostro sistema. E secondo me, al di là del GDPR che ha normato, quindi la normativa, vedi l'articolo 24, l'articolo 32 cosa, penso che la cosa non sia di facile risoluzione, nel senso che purtroppo si è più sviluppato, secondo me, un sistema di malware rispetto a un sistema interno di sicurezza. Non so se mi sono spiegata. Sì. Diciamo, purtroppo è continua rincorsa, vedo anche il commento sulla chat, dice il problema è risolvibile o rimane utopia. Esatto. Il problema appunto è che è una continua rincorsa, come nella vita reale. Cioè, io non penso che nessuno oggi abbia l'idea di andare fuori di casa e lasciare le chiavi fuori dalla toppa come avveniva 40 anni fa in certi comuni della provincia, no? Cioè, Sì. La percezione delle minacce deve portare anche a capire che le misure devono essere adottate, che bisogna porsi questo problema. Come arrivano i ladri in casa nostra, oggi arrivano anche i ladri nei nostri computer. E quello che ci rubano non sono solo le foto delle vacanze, ma sono informazioni che sono importantissime e che possono essere utilizzate contro di noi o anche contro gli altri. Quindi, appunto, il problema è risolvibile nella misura in cui la continua lotta del bene contro il male. È la necessità di adottare misure per contrastare chi è malintenzionato. Noi non possiamo sottovalutare più questo aspetto, dobbiamo farcene carico. E questo purtroppo è, come dire, una nuova complicazione del vivere civile, però è un tema sul quale dobbiamo seriamente confrontarci, credo. Per questo anche giuridicamente ci sono delle norme, perché sempre di più si sono rafforzate e sempre di più si rafforzeranno. Ecco. Hai dato un buon suggerimento prima, nel senso che, almeno come l'ho colto io, che non sarebbe mai da usare una stessa password per tutti i siti in cui noi accediamo, oppure, che ne so, l'home banking, facciamo un esempio, un conto piuttosto che un altro, un acquisto su un sito rispetto a un altro, perché se dovessimo subire un attacco e ci dovessero rubare le credenziali, se queste stesse credenziali vengono da noi usate per più siti, rischiamo non soltanto che ci rubino i dati da una parte, ma magari anche ci prosciugano il conto della banca, per fare un esempio così, no? Esatto. Questa è un'ennesima complicazione, no? Purtroppo, dover distinguere le Sì, perché molte password. volte, sai, più comodo, metto sempre la stessa password perché tanto così me la ricordo, so che è sempre quella, però in realtà ci sarebbe appunto da fare un ragionamento in questo senso, perché magari non ci pensiamo, però poi quando succede ormai è tardi per correre ai ripari, no? E credo che soprattutto al giorno d'oggi, dove la tecnologia è molto usata anche dai nostri ragazzi, dai ragazzini che ormai vanno alle scuole elementari, per non parlare delle scuole medie e superiori, che tutto il giorno chattano con i telefonini, con i PC, con gli smart e quant'altro, in siti anche in siti di conversazioni, vedi TikTok piuttosto che Facebook o Instagram, eccetera. Che anche là sarebbe da fare, secondo me, una campagna di sensibilizzazione verso questa platea di utenza. Perché anche là si rischia il giorno di aprire siti, di aprire messaggi certo. Che magari potrebbero essere malevoli, insomma, ecco, sì. Va bene. Visto che c'è un'altra Dovrebbe domanda. esserci problemi per lo SPID, essendo un'identità unica. E quello è, come dire, un tema, sì, è un'identità centralizzata e va protetta adeguatamente. Infatti le misure tecniche che vengono predisposte sono molto severe, anche lì. È chiaro, anche noi abbiamo poi delle responsabilità.
lo SPID ha comunque tutta una serie di passaggi, di verifiche, no? C'è la password che scade periodicamente, c'è l'autenticazione a 2 fattori per cui ci inviano l'SMS, ci inviano la notifica sull'app. Ecco, serve proprio per aumentare il livello di sicurezza, perché certo un unico punto di ingresso può essere anche una grande vulnerabilità. Però è come dire, da un lato è comodo, dal lato è fondamentale, perché l'identità digitale comunque è fondamentale poi per operare con certezza sul web, va protetta adeguatamente. E anche lì appunto, quando l'hanno progettato, hanno tenuto conto insomma di queste esigenze e hanno adottato misure conseguenti, insomma. Non è un nome utente e password e basta, ha tutta una serie di protezioni che tengono conto, ecco, delle minacce cyber. E guarda, io veramente ho ricevuto una mail dalle poste un mese fa circa, no, non ho nessun conto in posta, non ho niente. Però sulla PIO mi era scaduto l'ingresso, dovevo riautenticarmi con lo SPID, quando rientro dentro mi è arrivato un messaggino strano che sembrava delle poste, ma in realtà secondo me non era, in cui ti diceva: sono scadute le tue credenziali SPID, per rinnovarle seleziona qua, seleziona là. Anche io ho detto, fatalità, stavo proprio in internet, sì, cercando le mie password per rientrare nell'app io, perché dovevo appunto controllare il mio Green Pass, e quindi ho detto, Madonna, sono stata veramente un attimo là, un quarto d'ora a pensare cosa e come, poi ho spento il computer e ho detto no, faccio domani, perché non ero sicura che quel messaggio che mi era arrivato, che non era posta italiana, era posta appunto, sai com'è, che sotto se guardi bene ripeto, anche se non ho nessun conto, però appunto era collegato al mio SPID, quindi la domanda che ha fatto qua l'altra collega, l'altra signora che si è collegata, mi ha fatto pensare seriamente sì. Perché con lo SPID ormai si va dappertutto, e quindi se ti viene violato in qualche modo anche la tua identità digitale, ci potrebbero essere grossissimi problemi. Bene. Vedi. Continua sempre, sì. Sì, Infatti. gli attacchi sono sempre più frequenti e colgono appunto, puntano anche a dove ci sono tanti clienti, certo. Sì, con le poste anche un mese fa hanno clonato le carte di credito, noi Poste Pay sì, sono state violate tantissime. Conosco anch'io colleghi che è successa questa cosa. Vabbè. Quindi vi ringrazio allora dell'attenzione, intanto anche della discussione finale. A questo Sì, punto ci sentiamo nel prossimo webinar, il lunedì prossimo, esatto, sulla del modulo protezione. base, quindi parleremo un po' di più dei vari principi generali degli adempimenti, questo era un po' un approfondimento, là sarà più generalizzato, insomma, l'esame della disciplina. Bene. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Allora, ci diamo appuntamento al prossimo webinar di lunedì sulla protezione dei dati personali, sempre appunto con l'avvocato Foltran dello studio BMA. Grazie Francesco per la tua chiara esposizione. Grazie a tutti.